Buonasera, buonasera, buonasera a tutti voi che ci state seguendo da casa, buonasera a voi che siete qua presenti in questa bellissima serata. Spero abbiate passato una buona settimana, in quel caso bene, concludiamola in un modo positivo. Se hai passato una cattiva settimana, dispiace, concludiamola in un modo positivo. Stavo venendo qua in macchina e naturalmente ho avuto la brillante idea di passare per una strada che era chiusa per via dei carri mascherati, no? Perché è periodo di carnevale, alcuni comuni decidono di farlo un sabato e quant'altro. Ed è qualcosa di molto interessante la festa di carnevale, no? Non so se ci avete mai pensato. Ah sì, mi metto una maschera, mi fingo qualcun altro e vado lì, scendo in piazza. Wow! Naturalmente lancio coriandoli e quant'altro. Però questo mi ha fatto un attimino riflettere, perché giustamente stavo andando in chiesa, stavo già pensando al culto di stasera, e caspita, ok, bello le maschere lì, quello è vestito da Batman, quello è vestito da Spider-Man, quello è vestito da qualche altro supereroe, eccetera, eccetera. Però effettivamente, perlomeno, sono maschere fisiche, no? Se le possono mettere, se le possono togliere. E le nostre di maschere, le maschere che noi effettivamente portiamo anche senza accorgerci, quando effettivamente ci fermiamo a realizzare, ma io dimostro sempre di essere la stessa persona? Sono con gli amici, mi comporto in un modo. Sono in chiesa, mi comporto nello stesso modo, in un altro. Sono con i miei genitori, mi comporto nello stesso modo, in un altro. Ed è interessante perché c'è un tipo di maschera tanto tanto pericoloso che è quello di un cristianesimo nominale, diciamo. Quella cosa che tu prendi la moralità del cristianesimo, tu prendi le leggi dell'Antico Testamento, tu prendi tutto questo genere di precetti, te lo metti in faccia, vesti quello, la domenica sei qui ben vestito, ti siedi, che vergogna quello che ha la gonna che arriva a un certo punto, che vergogna quello che ha il cappello mentre è in chiesa. E non ci rendiamo conto che il vero cristianesimo è qualcosa che agisce dentro, e agendo dentro non c'è modo di nasconderlo, non c'è modo di metterlo da qualche parte come una lampada che tu la nascondi sotto qualche contenitore. Quali sono le maschere che ti perseguitano oggigiorno, della quale non riesci a liberartene? Spero che te ne venga in mente o nessuna, in quel caso gloria a Dio, massimo una, massimo due, ma in caso ti venga in mente io adesso ti chiedo gentilmente che tu te le possa togliere, che tu in questo momento possa essere davvero chi sei, togliere davvero fuori quello che hai davvero dentro. Non mettere sul sorriso solo perché sei in chiesa ed è brutto sembrare triste in chiesa, ma effettivamente poter dimostrare al tuo vicino, al tuo fratello, chi davvero sei. Alziamoci in piedi per fare un momento di preghiera affinché il Signore ci possa guidare in questo culto, perché noi siamo qua per il Signore, per lodarlo, e la lode deve essere un qualcosa di sincero, non può passare attraverso una maschera. Perciò sia che tu stia molto male, sia che tu stia molto bene, loda il Signore, ma lodalo così come tu sei. Preghiamo insieme come Chiesa. Ti ringraziamo, Padre, per questa serata, ti ringraziamo per questo momento nel quale possiamo godere insieme ai nostri fratelli, ai nostri amici, alla nostra famiglia. E ti chiediamo, Padre, che tu possa accettare la nostra lode, che tu possa ricevere quello che noi ti diamo, Padre, perché te lo vogliamo dare con un cuore sincero. Togli da noi le maschere, i blocchi, tutto quello che non ci permette di vivere in un modo sincero. E ti chiediamo, Padre, che tu possa perdonare i nostri peccati, che tu possa accoglierci, curarci e di nuovo godere di questa lode che noi adesso vogliamo offrire a te. Tutto questo ti chiediamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Buonasera Chiesa, siete pronti per lodare il nostro Signore? Pronti per avere un momento di adorazione, un momento che possiamo offrire il nostro cuore, tutto quello che abbiamo al nostro Signore? Chi è qui per lodare Dio? Alzatevi le mani, dai, fate i bravi. Quindi dai, facciamo assieme. Sulle nuvole verrai, i re si chineranno a te.
Giuda, rugici in potenza, combatti per noi, tutti si inginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello, l'agnello è immolato, hai vinto e spezzato le catene del peccato. Tutti si inginocchieranno qui davanti a Lui, tutti si inginocchieranno. Oh, porte apritevi, il Re di gloria batterà. Salvezza porterà, a noi darà la libertà, fermerà l'onnipotente. Sentiamo. Tu sei il leone, leone di Giuda, rudici in potenza, combatti per noi, tutti si inginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello, l'agnello immolato, hai vinto e spezzato le catene del peccato. Tutti si inginocchieranno qui davanti a Lui, tutti si inginocchieranno. Fermerà l'onnipotente, chi fermerà l'onnipotente, fermerà l'onnipotente, fermerà l'onnipotente. Ancora una volta. Fermerà l'onnipotente, fermerà l'onnipotente. Ancora una volta. Fermerà l'onnipotente, fermerà. Tu sei il leone, leone di Giuda, rudici in potenza, combatti per noi, tutti si inginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello, l'agnello immolato, hai vinto e spezzato le catene del peccato. Tutti si inginocchieranno qui davanti a Lui, tutti si inginocchieranno. Noi che possiamo lodare il nostro Signore. Ti ringraziamo, Signore, per la tua grazia, Padre. Chi vince il buio ed il peccato, il cui amore è così grande, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Scuote tutto. Chi scuote tutto, il mondo intero, chi ci stupisce in ogni istante, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Cantiamo. Questa è la grazia tua, Gesù infinito amore, hai preso il posto mio, portato il presi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me.
mio, portate i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Lui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno, degno, degno sei, questa è la grazia tua, del tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Grazie al nostro Signore abbiamo la grazia, possiamo essere qui, Lui ci ha liberato, Lui è morto per noi, e grazie Signore, grazie perché per tutto il tuo sacrificio siamo qui, per tutto quello che hai fatto possiamo essere liberi, possiamo avere questo momento di lode, questo momento di adorazione, possiamo esserci fratelli, possiamo vivere perché abbiamo una speranza, perché abbiamo un motivo, e il motivo è quello lassù, che cioè in teoria non so se è lassù proprio, sì, quando arriverà il giorno andremo tutto verso lì, non lo so, ma quello che so è che abbiamo un Dio potente, un Dio che ci ama e un Dio che è vicino a quello che è molto importante, perché ogni tanto pensiamo che è un Dio così tanto lontano, un Dio che non possiamo arrivare, ma no, invece Lui è al nostro fianco, invece Lui sa tutte le nostre difficoltà, Lui sa che quando siamo tristi, quando abbiamo bisogno di un abbraccio magari, e sai, delle volte abbiamo bisogno di un abbraccio, aspettiamo un abbraccio di Dio e viene un abbraccio di un fratello, e quello è Dio che si è manifestato attraverso di Lui, attraverso del tuo amico, attraverso della tua mamma, del tuo padre, non lo so. Non è che possiamo essere così, capire che Dio si manifesta in ogni momento, che Dio è con noi sempre. Amen. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui, ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui, ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. Scendi in mezzo a noi, riempi il cuore d'amore, il tuo amore ci avvolge. Ci
incontrare il tuo amore, il tuo amor ci avvolge. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui ed è evidente intorno a noi. Quando lo Spirito di Dio è qui, l'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui ed è evidente intorno a noi. Quando lo Spirito di Dio è qui, scendi in mezzo a noi, riempie il cuore d'amore, il tuo amor ci avvolge. Ci riuniamo per te, per incontrare il tuo amore ci avvolge. Scendi in mezzo a noi, riempi il cuore d'amore, il tuo amor ci avvolge. Ci riuniamo per te, per incontrare il tuo amore ci avvolge. Vieni su noi, Santo Spirito, con la tua presenza. Sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno. Vieni su noi, Santo Spirito, con la tua presenza. Sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno. Vieni su noi, Santo Spirito, con la tua presenza. Sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno. Vieni su noi, Santo Spirito, con la tua presenza. Sia fatta la tua volontà, venga
miracoli avvengono quando lo Spirito di Dio è qui, ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. Grazie Dio. Grazie Signore. Grazie per tutto quello che hai fatto per noi, Signore. Grazie per la tua grazia, Signore. Grazie perché sei potente, Padre. Non sappiamo magari esprimere quanto siamo contenti di avere un Dio così. Quanto siamo felici di poter godere di questa libertà, di poter essere uno con te, Signore, poter avere il tuo Spirito Santo. Grazie, Padre. Grazie, Signore, perché con la tua morte ci hai dato la vittoria, Signore, perché sei grande, Signore, perché sei potente, hai vinto in quella croce tutti i nostri peccati. Cioè, l'ho già parlato questa cosa, ma se potesse parlavo ogni minuto, perché anche se parlavo ogni minuto, anche se parlavo ogni secondo, anche se vivevo solo per questo, non sarebbe sufficiente per quello che hai fatto per noi. Quindi grazie, Signore, vogliamo ringraziarti, Padre, perché sei grande e potente, Signore. In nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Buonasera. Buonasera. Stasera vedremo un po', diciamo che un riassunto, una piccola esposizione della lettera di Paolo ai Galati. Leggiamo insieme prima di iniziare Galati 5, dal 19 al 25. Non so se... Ora, le opere della carne sono manifeste, sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatrie, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosie, ire, contese, divisione, sete, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. E contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Preghiamo. Grazie Padre per questa nuova opportunità di offrirti culto. Che questa sera tu possa
parlare al nostro cuore e che possiamo uscire di qui edificati per la tua parola, disposti a vivere quello che abbiamo imparato, Padre. Che possiamo essere qui non soltanto come qualcuno che viene a ascoltare una bella parola, ma come qualcuno che viene ad imparare e a mettere in pratica. In nome di Gesù. Amen. Ragazzi, come di solito, mi piace sempre dare alcune informazioni del contesto di quello che studieremo. Quindi la lettera di Paolo ai Galati, o alle chiese della regione della Galizia, probabilmente la prima lettera di Paolo, la prima lettera che lui ha scritto all'anno 49, in un periodo in cui i Galati erano sotto il controllo dell'impero romano. Di cosa parla la lettera? I Galati in quel momento lì, immaginate che Paolo era stato nella chiesa o nelle chiese della Galizia per un paio di anni, 2 o 3 anni mi pare, a insegnarli. Bene, hanno imparato, tutto a posto, Paolo se n'è andato. Appena Paolo esce di quella regione, arriva un gruppo di persone che dicevano di essere apostoli anche loro, inviati da Pietro, da Giacomo, da Giovanni, che erano quelli più conosciuti. Quindi dicevano che erano da parte di loro perché così erano più rispettati. E lì hanno iniziato a insegnare quelli Galizi, si dice, non so, quelle persone della Galizia, che oltre che la fede, loro dovevano anche mettere in pratica la legge, nel senso non la legge morale, non gli aspetti morali della legge, ma che dovevano, come si dice, guardare il sabato, è così che si dice sabato? Osservare, grazie. Dovevano osservare il sabato, un giorno in cui non si poteva fare niente, c'era la circoncisione, non potevano mangiare alcuni animali, tra le altre cose. E Paolo, quando ha saputo di questo, ha detto, basta, mi fermo un attimino, scrivo una lettera ai Galati, perché forse si sono dimenticati di tutto quello che gli ho insegnati. Tra l'altro loro dicevano anche che Paolo, come un modo di screditare gli insegnamenti di Paolo, dicevano che Paolo non era un vero apostolo. E il primo punto che vedremo stasera, di 3, è l'apostolato e le fondamenta della fede. Dato un po' il contesto in cui vivevano i Galati, di quello che succedeva nelle chiese della Galazia, Paolo inizia la lettera proprio iniziando una difesa del suo apostolato. Cosa vuol dire? Paolo è iniziato a spiegare il perché lui era un vero apostolo e il perché che quelli, tra virgolette, quelli apostoli che si dicevano di essere inviati da parte di Pietro, Giacomo e degli altri, non erano veri apostoli. Ma cosa esattamente vuole dire essere un apostolo? Se leggiamo, uscendo un po' dalla lettera dai Galati, se leggiamo gli Efesini, la lettera agli Efesini capitolo 2, dal 19 al 22, lo stesso Paolo dice così. Voi dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, essendo stati edificati sul fondamento degli apostoli
Amen. Essendo state edificate sul fondamento degli apostoli e dei profeti, e essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzato per essere un tempio santo nel Signore. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio, che serve di dimora a Dio per lo Spirito Santo. Quindi siano... Grazie. Non c'è più... Grazie, Sam. Siano i profeti nell'Antico Testamento, che poi in un certo modo sono stati sostituiti dagli apostoli nel Nuovo Testamento, loro avevano un scopo preciso, che era quello di lanciare le fondamenta della fede. Cosa vuol dire? Qual è la nostra unica regola di... Mi sono dimenticato la parola. La nostra unica regola di vita e pratica. Cos'è che seguiamo? Dov'è che troviamo le indicazioni di come vivere una vita santa? Nella Bibbia. Questa non è una Bibbia, ma ci hai provato. Quello che vale è l'intenzione. Nella Bibbia. Loro, tra l'altro, sapevano esattamente che tutto quello che insegnavano era della parte di Dio e che stavano, quando inviavano le lettere alle chiese, che stavano scrivendo quello che oggi per noi è la parola di Dio. Se leggiamo di nuovo Paolo ai Corinzi, se qualcuno ritiene di essere profeta o spirituale, riconosca che le cose che io vi scrivo sono comandamenti del Signore. 1 Corinzi 14, 37. Poi quando Paolo di nuovo scrive ai Tessalonicesi, 1 Tessalonicesi 2, 13, e per questa ragione anche noi rendiamo continuamente grazie a Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione, cioè la parola di Dio, voi l'accettaste non come parola d'uomini, ma come essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Poi non soltanto Paolo, ma anche Pietro scrive in 2 Pietro 3, 15 e 16: e considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto secondo la sapienza che le è stata data. E questo egli fa in tutte le sue lettere, parlando di questi argomenti. In essi ci sono alcune cose difficili da capire, ma che gli uomini ignoranti e instabili torcono anche le altre, come anche le altre scritture, a loro propria perdizione. Sta proprio difficile leggere oggi. Quindi loro sapevano esattamente che scrivevano quello che sarebbe la nostra Bibbia. Ovviamente non avevano l'idea che avremmo in questo modo. In quel periodo utilizzavano dei ruoli, come c'era già l'Antico Testamento, ma loro sapevano cosa facevano e sapevano soprattutto che i suoi insegnamenti erano sempre della parte di Dio. Questo vuol dire essere un apostolo. Avete capito? L'idea? Tutto quello che loro insegnavano è la base di quello che utilizziamo oggi come la parola di Dio, le fondamenta della nostra fede. E poi un'altra cosa che evidenzia gli apostoli è che sono tutti stati scelti direttamente da Gesù. Paolo è stato scelto da Gesù risurretto, mentre gli altri, mentre era ancora in vita, ma tutti sono stati scelti direttamente da Gesù. Quello che potrebbe essere forse un'eccezione è il caso di Mattia, che però, se leggiamo Atti 1, da 21 a 26,
Bisogna dunque che fra gli uomini che sono stati in nostra compagnia tutto il tempo che il Signore Gesù è andato e venuto fra noi, a cominciare dal battesimo di Giovanni, fino al giorno in cui egli, tolto da noi, è stato assunto in cielo, uno sia fatto testimone con noi della sua risurrezione. E se ne presentarono due, Giuseppe, detto Barsaba, il quale era soprannominato Giusto, e Mattia. E pregando dissero: Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due ha scelto per prendere in questo ministero e apostolato il posto che Giuda ha abbandonato per andarsene al suo luogo. Li trassero a sorte e la sorte cade su Mattia, che fu associato agli 11 apostoli. Sembra che hanno fatto quasi un, come si dice, pietra... Sasso, carta, forbice. Sasso, carta, forbice. Oppure il pari e dispari, o non so cosa fate voi, non ho più l'età per fare queste cose. L'idea è che sarebbe successo qualcosa simile, ma no. Quando dicono di avere, che trassero la sorte, né, la parola che utilizza, era un modo che loro utilizzavano soprattutto nell'Antico Testamento per sapere, per conoscere qual era la volontà di Dio. E hanno pregato a Dio prima di farlo. Quindi possiamo dire che tutti i 12, 13 se mettiamo Paolo insieme, sono stati scelti da Dio. Quindi, per essere un apostolo, loro dovevano essere stati scelti da Dio e tutto quello che insegnavano erano le basi, le fondamenta della nostra fede. Io non so se questo capita anche in Italia. In Brasile ci sono alcune chiese dove i loro leader, diciamo così, perché non sono affatto pastori, si autodenominano, si può dire così? Sì? Si autoproclamano apostoli. E almeno che Gesù sia tornato e abbiamo tutti siamo rimasti, non credo che loro siano stati scelti direttamente da Gesù. La domanda che possiamo fare è: se loro sono apostoli, allora sono da parte di chi? E tra l'altro, se loro sono apostoli, tutti i suoi insegnamenti devono essere presi in considerazione con la mesma serietà che prendiamo la parola di Dio direttamente, la Bibbia. E questo è un grande problema, soprattutto perché vuol dire che la Bibbia non è completa. Non so se ci sono chiese in Italia dove i pastori, tra virgolette, diverse virgolette, dicono di essere apostoli, ma il caso è che in quella chiesa o in quelle chiese della Galazia è successo proprio così. Uomini che nessuno sa esattamente da dove sono venuti, sono arrivati lì dicendo di essere apostoli, di avere una parola da parte di Dio e hanno iniziato a insegnare cose sbagliate. E Paolo quindi ha iniziato a correggere quello che loro insegnavano. Ancora nel capitolo 1 della lettera ai Galati, Paolo dice: ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, che sia anatema. Anatema vuol dire maledetto. Queste sono le parole di Paolo. Forte, ma anche se un angelo o se qualcun altro arriva in chiesa e inizia a insegnare un Vangelo che non sia quello che vi ho insegnato, è quello che ha detto Paolo a loro, che sia anatema. Qui faccio solo un'osservazione: non vuol dire che sia possibile che un angelo venga e inizia a insegnare false dottrine, ma quello che Paolo intende dire, l'idea è che non importa chi sia, non importa cosa dice di essere,
o chi dice di essere, o quanto conosciuto forse sono quelle persone. Se quello che dicono non sono in concordanza con la Bibbia, con la parola di Dio, siano anatema. Dobbiamo rifiutare queste persone e questi insegnamenti. E arriviamo al secondo punto della lettera ai Galati, che sono esattamente le false dottrine. In quel contesto lì, le false dottrine era tra virgolette, il ritorno al giudaismo, tra virgolette, perché i Galati non erano ebrei, quindi dovevano praticamente si convertere al giudaismo, non nella pratica, ma rispettare tutto quello che gli ebrei rispettavano, tutti quegli aspetti della legge. E questo cosa esattamente vuol dire? Come abbiamo spiegato all'inizio, c'era l'osservare il sabato, c'erano i cibi, alcuni che non potevano mangiare, come maiale, tra altri, e tanti altri aspetti della fede. Ma vi faccio una domanda, e qui è veramente una curiosità. Prendiamo a esempio il sabato. La legge dice chiaramente che dobbiamo osservare il sabato. Il sabato non si lavora. Il sabato è il giorno del Signore. Giusto? Sì o no? Perché non lo facciamo? Io quando ero adolescente questa cosa, io mi fermavo sempre a discutere sul sabato. Perché non osserviamo il sabato? Perché? Qualcuno lo sa? Viviamo per la grazia. Questa, correttissimo, è la risposta più ampia perché serve per tutti gli aspetti della legge, ma ci sono delle particolarità. Alcune non sappiamo esattamente il perché. Perché Dio aveva proibito agli ebrei di mangiare il maiale. Perché? Non lo sappiamo. Alcuni teologhi dicono che magari potrebbe essere una cosa, un altro dice che forse è un'altra, ma la verità è che la Bibbia non ci dice. Ma il sabato, specificamente il sabato, cosa dice la Bibbia riguardo il sabato? Perché loro dovevano guardare il sabato e perché noi no? Noi riusciamo a capire queste cose o a rifiutare se arriva domani un pastore nella chiesa e inizia ad insegnare questo tipo di cose. No, perché noi dobbiamo ancora osservare il sabato. Cosa rispondiamo a questo pastore? Dobbiamo essere in grado di rispondere, dobbiamo essere in grado di capire queste cose. I Galati non lo erano. E come conseguenza di tutto quello hanno iniziato a credere, si sono allontanati dalla fede, al punto che Paolo ha dovuto fermarsi un attimo, scrivere una carta ai Galati per dire, e lui dice proprio così, mi avete fatto perdere tempo, non avete capito niente di quello che vi ho insegnato. In tutto quel periodo che sono stato insieme a voi, non avete capito niente. Ho perso tempo. E noi quando veniamo in chiesa, siamo qui a perdere tempo o a veramente imparare la parola di Dio, ad approfondirsi nella parola di Dio, a sapere non solo cosa possiamo o non possiamo fare, ma perché possiamo e perché non possiamo fare. È questo che Paolo stava dicendo ai Galati. Ah, ma non mi serve sapere queste cose perché mi fido dei miei pastori. Ottimo. È ottimo che possiamo fidarsi dei nostri pastori, ma anche i pastori sbagliano. Possono sbagliare perché forse
non si sono espressi bene, volevano dire una cosa e durante la predica hanno messo in un modo un po' diverso e le persone hanno capito in modo sbagliato. Possono sbagliare perché forse non hanno capito il testo e hanno spiegato in modo diverso. O possono sbagliare, come è successo nel quel contesto lì con i Galati, che hanno fatto apposta per tirare, si può dire tirare, per rimuovere i Galati dal percorso giusto e di metterli in un'altra via. Perché hanno fatto questo? Poi Paolo dice al finale della lettera che loro avevano paura di assumersi come veri cristiani, di avere una vita veramente diversa. Loro volevano che quelle persone della chiesa della Galazia agissero come gli ebrei, perché in questo modo gli altri ebrei lo avrebbero visto con buoni occhi. Si può dire così? Diverse parole che non so se sono corrette, ma l'importante è che riuscite a capire. Volevano che gli ebrei li vedessero con buoni occhi. E Paolo alla fine dice, no, non è così. Non è così che funziona. Avete paura. Ragazzi, noi riusciamo a combattere le false dottrine soltanto se riusciamo a capire che quelle sono false dottrine. Se abbiamo le conoscenze adeguate per rifiutare quelle situazioni. Di nuovo, scrivendo agli Efesini, Paolo dice così, capitolo 4, dall'11 al 15. Ed è lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, finché tutti arriviamo all'unità della fede e della piena conoscenza, allo stato di uomini compiuti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più dei bambini sballottati e portati di qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma che, seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Paolo, quando ha scritto agli Efesini, ha detto: dovete attingere la maturità nella fede, la piena conoscenza. Se la nostra vita, meditando nella parola di Dio, è venire in chiesa 1 o 2 volte alla settimana, non ce la faremo mai. Quando ci insegnano che dobbiamo meditare nella parola di Dio, vuol dire molto di più che venire una domenica o in un sabato, sedersi e ascoltare per mezz'ora, 40 minuti cosa hanno da dire. Dobbiamo avere fame della parola di Dio. Dobbiamo avere il desiderio di capire al profondo tutti quegli insegnamenti. Non basta leggere o ascoltare, ma capire esattamente quello che è stato detto, nel periodo in cui è stato detto, a chi è stato detto e perché quelle cose sono state dette. Per questo mi piace sempre, prima di iniziare, dare un po' il contesto di quel testo lì, di quella lettera, perché il senso diventa tutto diverso quando riusciamo a capire esattamente quello che l'autore voleva dire quando hai scritto. Il terzo punto è la nostra libertà in Cristo. Quindi prima Paolo inizia difendendo il suo apostolato, spiegando a quelli fratelli cosa vuol dire essere un vero apostolo,
poi ha iniziato a spiegare perché quelle persone che erano lì non erano veri apostoli. Ha iniziato a disfare quel casino che hanno fatto nella chiesa ai Galati e spiegare cos'è i veri insegnamenti, la vera dottrina di Cristo. E poi alla fine lui usa anche un esempio parlando di Isacco e qual era, come si chiamava il suo fratello? No. Figlio di Abramo e Rebecca. Aiutami Samuel, sei bravo. Come? Ismael, grazie. Quindi Paolo utilizza l'esempio di Isacco e Ismael per dire che uno era stato nato come schiavo della legge e l'altro libero. E che quei fratelli lì, i Galati, erano liberi, non più schiavi della legge, ma liberi in Cristo Gesù. Non dovevano osservare tutti gli aspetti della legge, che tra l'altro la legge era stata scritta agli ebrei, non agli altri, quindi non aveva senso per le altre persone, per gli altri fratelli, seguire la legge, come non ha neanche per noi seguire la legge. Inizia a dire poi a quei fratelli lì che noi siamo liberi in Cristo, ma a un certo punto si ferma per dire che la libertà non può essere utilizzata per fare ciò che vogliamo. Capitolo 5, verso 13, Paolo dice: perché fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, cioè non preoccupatevi con quegli aspetti della legge, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri. Poi dal 16 al 18 dice: io dico, camminate per lo Spirito e non adempirete i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte fra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste, ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Il prossimo testo, il prossimo paragrafo, Paolo continua. Ora, le opere della carne sono manifeste, sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordie, gelosie, ire, contese, divisione, sete, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Questo ovviamente non vuol dire che non commettiamo nessuno di questi peccati, altrimenti saremo tutti santi, ma che la vita di un cristiano deve essere una battaglia continua contro questi peccati, contro i desideri della nostra carne. Questi peccati non possono far parte della nostra vita. Ogni tanto cadremo, questo di sicuro, ma dobbiamo subito rialzarsi. Non possiamo permettere che questi peccati siano parte continua della nostra vita. Paolo, quando scrive ai Romani, capitolo 7, dal 14 al 25, noi sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato, perché io non approvo quello che faccio, poiché non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, riconosco che la legge è buona, e allora non sono più io che faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti, io so che in me, vale a dire nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma non il modo di compiere il bene.
perché il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, questo faccio. Ora, se ciò che voglio è quello che faccio, non sono più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Io mi trovo dunque sotto questa legge, che volendo fare il bene, il male si trova in me. Poiché io mi diletto nella legge di Dio, secondo l'uomo interiore. Ma vedo l'altra legge nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato, che è nelle mie membra. Misero meu uomo, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Così dunque io stesso con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Paolo parlava di sé, parlava delle sue battaglie, delle sue angosce, ed è questa che deve essere la nostra battaglia. Il problema non è il grande problema, diciamo, non è quando commettiamo un peccato, ma è quando ci arrendiamo a questo peccato. L'ideale ovviamente è non peccare mai, ma siamo umani. Capiterà, purtroppo capiterà. È il prossimo passo quello che conta. Ed è grazie al sacrificio di Gesù e allo Spirito Santo che abita in noi che possiamo combattere contro i desideri peccaminosi della nostra carne. Ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatrie, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosie, ire, contese, divisione, sete, invidie, ubriachezze, orgi e altre simili cose. Sono tutte cose che magari hanno un buon sapore come quando commettiamo. Sono cose che in fondo ci piace fare. E questo capita perché quando lo facciamo, quando pecchiamo, in quel momento lì stiamo soddisfacendo i desideri. Perché queste cose soddisfano i desideri della nostra carne. Per questo in quel piccolo momento ci viene forse un sentimento bello, un sentimento buono, ma poi se ne va. E cosa dobbiamo fare per avere di nuovo quella sensazione? Peccare un'altra volta e poi peccare un'altra volta e di nuovo e di nuovo. E Gesù è venuto per pagare il prezzo di quel peccato, anche se non meritiamo. E in Lui possiamo trovare la vera gioia. È in Lui che abbiamo la salvezza. Ma se quelle sono le opere della carne, il frutto dello Spirito è un unico frutto, non sono frutti, è un unico frutto con diversi aspetti. Questo frutto invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. E contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze, i suoi desideri. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Se diciamo di essere di Dio, dobbiamo vivere d'accordo con la volontà di Dio.
Ok, questo è il frutto dello Spirito. Ma cos'è esattamente il frutto dello Spirito? Non è qualcosa che produciamo noi, ma come il proprio nome dice, è lo Spirito a produrre questo frutto in noi. Come ha detto il proprio Apostolo Paolo ai Filippesi, che è una bellissima lettera quella ai Filippesi, perché è Dio a realizzare in noi sia il volere che l'agire. È lo Spirito Santo di Dio a far crescere in noi questo frutto. E poi Gesù, nel Vangelo di Matteo e poi anche in Luca, dice che è impossibile che un albero buono produca un frutto brutto o un albero brutto avere un frutto brutto, no, cattivi, è giusto, sarebbe la parola corretta, no? Cattivi. Un albero buono è impossibile un albero buono produrre un frutto cattivo, è impossibile un albero cattivo produrre un frutto buono. Che tipo di albero siamo? Con cosa nutriamo quest'albero? È questo che farà con che sia possibile avere il frutto dello Spirito. Matteo 7 dal 15 al 23. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Voi li conoscereste dai loro frutti. Si coglie forse uva dalle spine o fiche dai ravi? Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo fare frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Voi li riconoscerete dunque dai loro frutti. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio, che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, e in nome tuo scacciato demoni, e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò a loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti opere di iniquità. Ragazzi, che tipo di frutto possiamo offrire al nostro Dio? Volete sapere se siete veri credenti? È facile. Qual è il tipo di frutto che avete? Quindi Paolo ha iniziato parlando del suo apostolato, poi ha difeso la vera fede, contrario a quelle opere della legge che i falsi apostoli insegnavano, li ha riportati alla vera dottrina e hai finito dicendo a loro: è così che dovete comportarsi. È questo il frutto che mi aspetto da voi. E è su questo che vorrei invitarvi a ragionare. Non conosco le vostre battaglie, non conosco le vostre angosce, ma io conosco il nostro Dio. E so che Lui è capace di aiutarci a vivere una vita di santità insieme a Lui. Amen? Preghiamo. Grazie Padre per la Tua parola. Grazie perché anche se non meritiamo, Signore,
anche se molte volte smettiamo di lottare e iniziamo ad ascoltare i desideri della nostra carne. Tu hai un Dio di amore, un Dio che ha inviato il tuo proprio figlio per noi, quando eravamo ancora i tuoi nemici, Padre. Grazie perché in te possiamo avere le armi pronte da combattere, per lottare contro la schiavitù della nostra carne e produrre il vero frutto di Spirito, Padre. Che possiamo uscire di qui stasera disposti a imparare di più la tua parola, ad approfondirsi nei tuoi insegnamenti, di stare più vicini a te. In nome di Gesù. Amen. Chiesa, vi invito, forse un po' alto il microfono, ho spaventato qualcuno, parlo con un po' di calma. Chiesa, vi invito, alzatevi in piedi che possiamo lodare il nostro Signore assieme. Amen? Sì. E per continuare il discorso, parliamo di quello che ha fatto Gesù per noi, per ognuno di noi su quella croce. Parliamo di tutto quello che ha dovuto passare per amore a noi, per poter far sì che noi potessimo essere salvati per grazia e che potessimo vivere secondo ciò. Gesù, tu preghi per noi, i tuoi angeli hai mandato, da te noi prendiamo forza, la corona hai vinto tu mi aiuti e mi difendi, mio Signore amico sei, e per grazia io respiro e adoro te. Proclamo, al tuo nome mi inginocchio, la paura è andata via, la corona hai vinto tu, la tua gloria riempie il tempio, e potenza tu è su me, e per grazia io respiro e adoro te. Perché il mondo sia salvato, non conosci la sconfitta, la corona hai vinto tu. Gesù, tu sei il Messia, la salvezza è solo in te, e per grazia io respiro e adoro te. Sulla croce hai vinto tu.
tutto ed ogni cosa. Quindi perché sprecare il sacrificio di Gesù? Sprecare tutto il dolore che Lui ha dovuto passare affinché noi vivessimo liberi? Perché non accettare Lui nelle nostre vite? Ogni altezza giù cadrà, le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, hai già vinto tu, hai già vinto tu. Ogni altezza giù cadrà, le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, hai già vinto tu, hai già vinto tu. Ogni altezza giù cadrà, le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, hai già vinto tu, hai già vinto tu. Ogni altezza giù cadrà, le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, hai già vinto tu, hai già vinto tu. Seppellito, ma la morte non poteva trattenere te. Diciamo alleluia. Alleluia, sulla croce hai vinto tu per noi. Altezza giù cadrà, le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, hai già vinto tu, hai già vinto tu. Ogni altezza giù cadrà, le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, hai già vinto tu, hai già vinto tu. Giù cadrà, le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, hai già vinto tu, hai già vinto tu. Ogni altezza giù cadrà, le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, hai già vinto tu, hai già vinto tu. Signore, ti ringrazio perché tu hai vinto il peccato, hai vinto ogni cosa malvagia di questo mondo, Padre, in modo che noi potessimo essere liberi in te e potessimo essere salvati per grazia, Signore. E ti chiedo perdono, Padre, perché molte volte noi sottovalutiamo tutto questo dono prezioso che tu ci hai dato, Signore. Noi non gli diamo abbastanza importanza, Signore, non gli diamo abbastanza valore, Signore. E ti chiedo perdono per questo, Padre, che noi possiamo vivere le nostre vite dando il giusto valore al tuo sacrificio sulla croce, Signore, per noi, che noi possiamo davvero evitare di sprecare tutto quello che tu hai fatto per noi, Signore, e che possiamo in ogni momento delle nostre vite, in ogni giorno, in ogni minuto, in ogni secondo, noi possiamo davvero ricordare tutto quello che tu hai fatto, ricordare la sofferenza che hai dovuto passare per noi. E che noi possiamo scegliere di vivere per te, scegliere ogni giorno, in ogni momento di vivere per te, Signore, scegliere la tua volontà sopra la nostra in ogni momento, in ogni situazione, che possiamo scegliere la tua saggezza rispetto alla nostra arroganza, Signore, che noi possiamo scegliere te, Signore, di seguire te, di lasciare tutto quanto da parte e di seguirti, Signore, lasciare tutto quello che ci lega a questo mondo e finalmente seguirti con tutto noi stessi, Signore. Ora io non so cosa sta bloccando ognuno di noi dall'avvicinarci di più a te, Padre, ma ti chiedo che davvero, come abbiamo appena cantato, possa cadere, tutti questi muri possono cadere, tutti questi
questi impedimenti, Signore, che possano accadere in questo momento, che possano accadere con la Tua potenza, Signore, che noi davvero possiamo vivere liberi in Te, che possiamo sentire la libertà nei nostri cuori che Tu hai voluto donarci da sempre, Signore. E quindi, Signore, io ti chiedo che Tu possa agire in modo potente in ognuna delle nostre vite, che Tu possa curare completamente ogni cosa che c'è da curare in noi, Signore, e che davvero, Padre, noi possiamo finalmente sfruttare del prezioso regalo che ci hai dato, Signore, che non possiamo sprecarlo, ma che possiamo davvero sfruttarlo, Signore, che possiamo magari smettere di legarci alla religione, alle cose religiose, a come dovrebbe essere fatto cosa dovrebbe essere, cosa non dovrebbe essere, e smettere di farci tutte queste pare, tutti questi problemi e di guardare soltanto a Te, guardare quello che Tu vuoi che venga fatto, Signore, che davvero il Tuo Spirito possa manifestarsi su questa terra, che possa continuare a manifestarsi su questa terra. E magari a volte noi ci aspettiamo qualcosa di potente, di grandioso, di lacrime, ma semplicemente avvicinarci a Te, conoscerti di più e agire secondo la volontà del Tuo Spirito e mettere in pratica il frutto dello Spirito Santo, Signore. Già questo è vivere secondo la Tua volontà, già questo vuol dire che lo Spirito Santo è in mezzo a noi, Signore. E ti ringrazio, Signore, io non smetterò mai di ringraziarti per tutto quello che hai fatto per noi, per tutti i dolori che hai dovuto sopportare a causa nostra, Signore. Ti ringrazio per il Tuo amore e ti chiedo davvero che possiamo riconoscerlo in ogni momento della nostra vita, Signore. Nel nome santo di Gesù. Amen. Solo una cosa veloce. Sono ricordato che ho parlato del sabato, ho utilizzato l'esempio del sabato, ma non ho spiegato. Solo per non passare. Gesù dice che, insomma, Paolo, se non sbaglio, dice che tutte quelle cose erano ombre delle cose che stavano per venire. Cioè erano simboli, rappresentavano qualcosa che stava per venire. Gesù dice che la legge si è compiuta in Lui. E nella lettera agli Ebrei, capitolo 3, se non sbaglio, dice che il nostro riposo, che è il sabato, che era il sabato per gli Ebrei, il nostro riposo è in Cristo Gesù. Perciò non abbiamo più la necessità di osservare un giorno, perché abbiamo in Cristo Gesù il nostro riposo. Questa è la ragione perché noi non osserviamo il sabato. Amen. Vi rubo qualche monetino per i vostri? No. Ta-na-na-na-na. Per i nostri annunci. Sabato 8 marzo, questo sabato che verrà, abbiamo il nostro bellissimo evento musicale dell'Aga Music. Ragazzi, sarà un momento molto speciale. Io l'ho parlato anche nel culto di domenica, chi era qui forse ha visto, ma avevo un po' di vergogna, un po' timido. Con voi sono più... sarà un bel momento in cui possiamo lodare e adorare il nostro Signore. Questa è un'idea nata dall'anno scorso, che è semplicemente avere un momento in cui possiamo adorare in libertà, lodare in libertà, senza guardare quello che è di fianco a te, senza preoccuparsi se c'è qualcuno che ti vede. Più che l'altro momento in cui possiamo, cioè in teoria tutti i momenti in cui abbiamo con il nostro Signore è un momento speciale, ma che possiamo fare questo giorno diventare un giorno di lode, adorazione, che possiamo consegnare il nostro cuore, che possiamo essere liberi questo giorno, cioè portare amici. Stiamo provando di fare un momento bello parlando musicalmente, ma più che l'altro, se non c'è Gesù, se non c'è il suo Spirito Santo, se non possiamo esserci liberi in quel momento, lodare liberamente, cioè non vale nulla. Quindi vi invito a venire questo giorno, vi invito a chiamare qualche amici, forse tuo padre, tua mamma. È un giorno aperto, un giorno in cui saremo lì per fare quello, lodare il nostro Signore. Amen? Forse è spiegato, non lo so. Credo che qualcosina sì.
Allora vi chiedo di essere gentilmente qua in chiesa, non necessariamente qua in questa stanza, alle 6, mezz'ora prima del nostro culto. Ce la facciamo? Sì, ad uscire un po' prima di casa? Ce la facciamo? Ad essere qui alle 6, tutti insieme? Sì? Non vedo nessuna testa che sta facendo questo. Grazie, Cavaliere Baril, grande, quello lì rocchettaronato. Ok? Perciò sabato 8 marzo qui alle 6. Quanti qua dentro seguono la pagina Instagram dell'Aga Move? Alzate la manina. Quanti qua su Instagram seguono la pagina? Ok, abbassate le manine. Quanti qua non hanno la più pallida idea di che cosa di cui stia parlando? Grande Edoardo. Qualcun altro qua che non ha idea? Nel dubbio chiedete in giro, ok? Nella pagina ci saranno aggiornamenti quotidiani per ricordarvi di sto benedetto Aga Music, ok? Vi aspettiamo numerosi, come ha detto PH, invitate amici, invitate nemici, invitate parenti, invitate conoscenti, vicini di casa, chiunque. Il weekend dopo, 16 marzo, domenica, 10:30, qui, il culto, celebreremo l'anniversario della Chiesa Battista Agape, ok? Sarà un bellissimo momento in cui davvero potremo festeggiare tutti quanti insieme. Quanti qua del 2001? 2001, nati nel 2001? Una nata nel 2001, 2 nati nel 2001, nessun altro. Vabbè, la vostra età comunque, la Chiesa la vostra età, ok? Del 2001. Marzo, quanti qua fanno il compleanno a marzo? So che siete un casino, io tipo 7 nomi, marzo, perfetto. Fate compleanno insieme alla Chiesa, guarda che bello onore, ok? Perciò domenica 16 marzo, 10:30, qua per l'anniversario della nostra Chiesa. Per concludere, piccoli gruppi che questo sabato ci sono, sabato prossimo non ci saranno. Abbiamo le nostre giovani donne che saranno con Monique. Monique, se puoi alzare la manina giù in fondo. Grande Monique, una di noi. Mentre le adolescenti, le nostre ragazze, staranno con Liziane. Liziane, se puoi alzare la manina. Grande Liziane, una di noi. I nostri giovani uomini saranno con il Santo Apostolo Paolo. No, dai, sto scherzando. Abbiamo ascoltato tutti la predica stasera, vero? Sì. Sapete che sto scherzando, ok? Saranno con PH, mentre i nostri adolescenti, i nostri ragazzi saranno con me. E invece i nostri pre-adolescenti, i nostri cavalieri del barile, sarete con me di nuovo. Oggi facciamo gruppo unico, è il momento che vi svegliate e che cominciate ad agire come gente grande, ok? La facciamo un'ultima canzone? La facciamo solo per i picca, non la volete ma noi la facciamo, ok? Perciò come al solito vi potete alzare, potete gesticolare, potete ballare, battere le mani, se volete spostare le sedie fate pure, lodiamo insieme il nostro Signore come un'unica grande Chiesa. grazia tua, del tuo infinito amore. Portate persi che ha dato la tua vita, Perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto per ciò che hai fatto in me. Mi spazza via
portato i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno, degno, degno sei, questa è la grazia tua. Del tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Grazie Signore, ci vediamo sabato prossimo e chiamate i vostri amici per giorno 8 marzo. Ciao!